E adesso insieme ci trasferiamo nel Parco regionale dei Colli Euganei, che punta alto a un riconoscimento davvero esclusivo e importante. Ascoltiamo. È tempo di bilanci anche per il Parco regionale dei Colli Euganei, che a fine anno ha presentato il piano triennale delle attività 2024-2026, che si concentrerà su 3 macro aree strategiche, dallo sviluppo sostenibile al benessere economico fino ad arrivare al sociale, il tutto in linea con le direttive regionali, preservando e valorizzando al massimo il patrimonio ambientale e culturale del territorio, un piano che intende orientarsi su risultati concreti, informando attivamente cittadini e turisti e ottimizzando le risorse, rispondendo così alle esigenze della comunità, ma anche alla salvaguardia dei Colli Euganei. Tra gli obiettivi principali del Parco regionale dei Colli si conta la candidatura UNESCO, con il processo per l'inclusione nella rete delle riserve della biosfera. Anche per quest'anno l'obiettivo primario dell'ente sarà quello di giungere al perfezionamento del percorso di candidatura a riserva della biosfera secondo il programma MAB UNESCO. Come sapete, l'anno scorso è stato depositato il dossier alla Comunità Internazionale UNESCO di Parigi e verosimilmente nei primi mesi di quest'anno avremo il responso. Naturalmente l'anno 2024 ci vedrà impegnati nel tema della tutela della natura, dell'habitat, dell'ambiente, del nostro paesaggio, attraverso anche l'adesione a numerosi programmi.